Canis lupus è il nuovo inquilino all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, un superpredatore che già diversi anni fa aveva visitato le colline Patrimonio UNESCO e che un po' di paura e apprensione sta creando tra cittadini, allevatori e agricoltori. Ad aggirarsi tra boschi e sentieri sarebbe una famigliola al completo, mamma e papà con diversi cuccioli. Ma nessun allarmismo, pur essendo il lupo un mammifero potenzialmente aggressivo è alquanto difficile vederlo, soprattutto di giorno, anche se le segnalazioni di impronte e predazioni arrivano ormai regolarmente al Parco Colli Euganei. La squadra faunistica dell'ente sta monitorando i loro spostamenti per capire se il gruppo sia di passaggio o no e in caso capire la loro provenienza. Intanto abbiamo un animale estremamente elusivo, noi lo stiamo cercando sin dal 2021 quando ci sono stati i primi momenti in cui è comparso. Lo facciamo sistematicamente tutti gli anni attraverso appunto il percorrenza di transetti specifici. Abbiamo una molteplicità di fotocamere, fototrappole sul territorio che però non ci hanno consentito di riscontrarne la presenza, se non recentemente, quando abbiamo cominciato a vedere intanto delle tracce fatte in modo particolare, quindi escrementi che avevano dentro sistematicamente pelo di cinghiale, quindi si nutre in gran parte di cinghiale questo animale. E poi quando abbiamo avuto la possibilità di vedere che c'era stata anche una cucciolata. Questo non significa che questo gruppo rimarrà sicuramente, significa però che per il momento c'è un gruppo. La cosa interessante da notare, collegandomi a quello che dicevo prima, è che nessuno aveva avuto avvisaglie su questa presenza, cioè sono riusciti a riprodursi senza ululati, senza predazioni nelle case vicine, eccetera. Sicuramente occupano spazi molto fuori dalla portata dell'uomo, dove non c'è percorribilità e dove non c'è percorrenza, e sta dimostrando quindi un'altra caratteristica molto interessante, di essere un animale particolarmente intelligente. Di quanti esemplari, se si può sapere, abbiamo a che fare, o branchi? Lo spazio per branchi non c'è. Attualmente forse ce n'è uno, costituito da 2 adulti e 4 piccoli. Uno di questi è uno di quelli che probabilmente è stato oggetto di incidente Arquà. Per il resto nulla toglie che possa esserci anche il passaggio, magari soprattutto a livello marginale, di altri elementi anche singoli, soprattutto passaggio sia da sud, perché possono essere lupi che vengono dal Po, sia dalla zona nord, con il collegamento molto facile che c'è con i Colli Iberici e quindi conseguentemente con le Prealpi, insomma. Presidente, quali sono subito le azioni che l'ente Parco Colli mette in atto per informare la cittadinanza, data la presenza appunto del lupo sui Colli Euganei? Allora, già nel 2021 era stato riscontrato il passaggio della specie lupo nel Monte Cecilia. I monitoraggi sono proseguiti in questi anni, non c'è stata la rilevazione di alcun passaggio, però da ottobre 2025 tramite i transetti, le fototrappole e l'attività della nostra squadra faunistica, che fa parte proprio del progetto di monitoraggio di questa specie, ha rivelato la presenza di un gruppo di lupi stanziali. E quindi già dall'anno scorso sono proseguiti i monitoraggi del nostro personale, che hanno dato poi il riscontro positivo, di tal che nell'ultima settimana abbiamo deciso di diramare un comunicato ai sindaci e alle associazioni di categoria, insomma alle collettività, della presenza della specie lupo sui Colli Euganei.
Quindi i monitoraggi continueranno e saranno previste degli ulteriori incontri informativi su quello che la presenza di questo super predatore nei Colli Euganei comporta, e quindi anche sui comportamenti che la collettività, o comunque insomma i nostri cittadini, i nostri turisti devono tenere in considerazione in virtù di questa presenza. Come tranquillizzare proprio a proposito la cittadinanza, in particolar modo, diciamo, essendo sui Colli Euganei, agricoltori e allevatori? Sì, ecco, naturalmente, come dicevo, è un super predatore, il lupo è un super predatore che è al vertice della catena alimentare. Vorrei innanzitutto fare delle precisazioni, perché la diramazione dei nostri comunicati ha creato un po' di allarme, anche molta disinformazione. Ci tengo a precisare: l'ente Parco Regionale di Colli Euganei non è stato il promotore di alcuna reintroduzione di questa specie nel territorio, una specie che si è espansa in questi ultimi anni in tutta Italia, a partire dalla Sila, dalla Calabria, risalendo verso gli Appennini, tutto l'arco alpino, e si è ricongiunta con degli altri gruppi che provenivano dall'est. Questi gruppi poi hanno anche attraversato le barriere naturali, quindi il fiume, il Po, il Mezzano, e tendono, diciamo così, a insediarsi nella pianura, che è un ambiente molto positivo per loro, perché trovano molto cibo. Quindi nessuna reintroduzione da parte dell'ente parco, ma un processo naturale di espansione che riguarda tutta Italia e tutta Europa. Quindi ce lo siamo trovati, così come c'è nel Delta del Po, così come c'è nella Lessinia, nell'Altopiano, nel Monte Grappa, dove ci sono diversi gruppi. Altra precisazione, perché dispiace sentire coloro, diciamo così, che dicono: ma l'ente parco è un ente inutile. Anzi, sotto questo profilo, per quanto riguarda il lupo, per fortuna che c'è l'ente, nel senso che l'ente, come abbiamo detto, ha provveduto già dal 2021 a fare i monitoraggi, sta osservando in modo continuo questo fenomeno e ci sta attivando anche per porre, diciamo così, i rimedi, sia dal punto di vista comunicativo, sia poi dal punto di vista di intervento sull'eventuale fenomeno, assieme alla regione, all'ISPRA, alle categorie di agricoltori, di allevatori e tutta quanta la collettività. Per quanto riguarda poi le potenziali pericolosità per l'uomo, per l'allevatore, allora diciamo che, essendo un super predatore, è sempre un animale, diciamo così, di un certo spessore e di una certa pericolosità. Per l'uomo forse in maniera molto marginale, nel senso che è un animale diffidente ed opportunista. Capiterà raramente di vederlo di giorno, quasi mai, forse di notte. Fanno fatica la nostra squadra faunistica ad intercettarlo, se non proprio per sbaglio, e si rileva solo tanto con i transetti e con le fototrappole la presenza, e con eventualmente il riscontro di alcuni segnali di passaggio. Quindi per l'uomo, diciamo così, mi sento di dire, insomma, che per ora non c'è nessun tipo di potenziale pericolo. Per gli allevatori, essendo, come dicevo, un animale opportunista e predatore, e ovviamente per il bestiame allo stato brado, diciamo così, ci può essere qualche pericolo. Recentemente si sono verificati gli atti di predazione, proprio oggi mi segnalano anche un altro atto di predazione nei confronti di un allevamento di capre, credo sia dalle parti di Galzignano Montegrotto, per cui il pericolo sussiste, così come anche sussiste per gli animali d'affezione. Quindi questo fa parte di alcune precauzioni che abbiamo già, diciamo così, diramato. Per quanto riguarda poi la comunicazione, nei prossimi giorni, le prossime settimane, continuerà l'attività di monitoraggio svolta dalla nostra eccellente squadra faunistica, e verranno organizzate sicuramente delle riunioni e degli incontri informativi con tutti gli addetti e con la cittadinanza per informare su questo fenomeno. A livello pratico, come avviene il monitoraggio, proprio a livello fisico di lavoro, intendo?
Allora noi abbiamo ovviamente soprattutto d'inverno, perché dobbiamo farlo quando non ci sono foglie, operiamo con termocamere e percorriamo dei transetti, cioè dei percorsi che abbiamo predeterminato. Percorrendo questi transetti, che ovviamente cercano di ricoprire un po' quegli ambiti in cui potrebbe essere più facile riscontrare la presenza del lupo, ovviamente anche partendo dalla eventuale presenza prima riscontrata di alcune tracce, noi facciamo queste percorrenze periodiche e andiamo ovviamente ad annotare quello che si va a vedere. Naturalmente la speranza è quella di vedere il lupo, ma non è così semplice. È più facile trovare tracce sia su terreni molli e soprattutto escrementi, questo sì. Questi danno comunque un'indicazione molto precisa. Poi una traccia assolutamente chiara è la predazione di cinghiali o di animali diversi, come normalmente sono in particolare i caprioli. A livello di segnalazioni, se ne sono arrivate, quante in numero si può definire? Ne arrivano quasi tutte le settimane, però vede, sulle segnalazioni noi, proprio in funzione del fatto che poi le dobbiamo girare a chi si occupa espressamente della problematica a livello nazionale, dobbiamo essere particolarmente cauti. Quindi arrivano segnalazioni, tanti dicono ho visto il lupo in quella zona. Noi cosa facciamo? Lo dobbiamo verificare, quindi prima di tutto andiamo a riscontrare la zona e poi, se è il caso, mettiamo le nostre fototrappole per capire se effettivamente questi animali si vedono o meno. E a proposito di zona, qual è quella attualmente più interessata? Qualche versante o qualche colle specifico? Direi che non ci sono zone specifiche. Come dicevo prima, è importante che siano zone poco frequentate dall'essere umano, quindi dove la sentieristica tende a essere meno frequente o meno presente, perché ci sono boschi magari anche in condizioni non particolarmente buone. Basti pensare a tante zone in cui magari sono stati schianti, ci sono piante rovesciate, eccetera. La gente non passa, questo non significa che non possano passarci gli animali, e quindi è più facile che ci siano anche quegli animali lì. Cinghiali e lupi, in questo caso sarà difficile, ovviamente un'estinzione completa, assoluta di cinghiali impossibile, però un piccolo riequilibrio è possibile ora? Allora, certamente come superpredatore il lupo si ciba anche di cinghiali che, come sappiamo, sono in abbondanza nel nostro territorio, oltre che di altre tipologie di animali come i caprioli, come le nutrie e anche altri tipi di animali, perché è all'apice della catena alimentare. Per quanto riguarda il fenomeno del contenimento della specie del cinghiale, vedo abbastanza difficile che ci possa essere un intervento risolutivo con l'avvento, diciamo così, del lupo. Il lupo generalmente è un animale che ha un fabbisogno di circa 5 kg di carne al giorno, per cui l'offerta, diciamo così, di cibo all'interno del parco è ben più ampia, per cui nell'ottica del contenimento della specie credo che possa incidere poco, o meglio, se fossero nati entrambi, diciamo così, come fenomenologia all'interno del parco, probabilmente ci sarebbe stato un equilibrio, ma essendo, diciamo così, la specie cinghiale molto molto presente, la vedo difficile. Certamente contribuirà, diciamo così, a far decrescere, diciamo così, il numero dei cinghiali stanziali, perché comunque cibandosi di questo animale, insomma, ci sarà un contenimento sicuro, ma non nella quantità che possa poi ridurre un contenimento, diciamo così, stabile, insomma, ecco. Per tutti gli abitanti comunque dei colli si può ora parlare di una sorta di consapevolezza, di equilibrio consapevole anche da parte della cittadinanza, e quindi di conoscenza di quello del territorio, di convivere in qualche modo con i lupi in maniera ragionevole. Sì, ecco, tengo a ribadire, purtroppo siamo nell'ambito di un'espansione della specie a livello italiano, a livello europeo,
ce l'abbiamo sul territorio. Naturalmente è una specie che è super protetta dal punto di vista della normativa europea e italiana, e quindi sostanzialmente, diciamo così, si andrà verso una convivenza. Vorrei però anche, diciamo così, ridurre un attimino la pressione e anche il fenomeno, nel senso che il numero delle presenze non è tale, diciamo così, da incidere sulle abitudini della gente locale, del turista, degli allevatori. Certo, ovviamente è riscontrata la presenza, si vedrà in concerto con gli altri enti, in primis la Regione, l'ISPRA e tutti i soggetti interessati, di dominare il problema, di governare il problema e dare il giusto peso, diciamo così, a questa presenza, che non inciderà poi, diciamo così, in modo determinante nella vita di tutti noi. A livello un po' di regolamento, diciamo, l'ente parco ha un suo regolamento interno da attuare, un protocollo in caso appunto di, come questo, di avvistamenti di lupi? No, noi abbiamo un regolamento specifico su quello che è il problema che più ci attanaglia, cioè i cinghiali. I lupi ovviamente sono di così recente presenza che non abbiamo avuto ancora certamente ci adeguiamo comunque, siccome noi siamo chiamati a riscontrare la presenza per poi darla a chi di dovere, Regione in primis. È chiaro che noi ci occupiamo per il momento soprattutto di questi aspetti. Poi sulla faccenda, qualora dovesse esserci un riscontro di presenza costante del lupo nel territorio, allora sì, magari si potrà fare anche una regolamentazione specifica, ma non è che poi si possa fare moltissimo. È una specie protetta ed è comunque una specie da cui si deve cercare di tenersi alla larga, questo è il concetto, insomma. Però, come diceva prima il Presidente, sono animali che difficilmente si vedono di giorno. Questo a proposito di regolamento, magari per tutti i numerosi allevatori e agricoltori qua del territorio, un consiglio o comunque un suggerimento da dare anche per quanto riguarda le recinzioni, che sono comunque in parte regolamentate non solo dal Comune ma anche dal Parco Colli. Sì, diciamo che per quanto riguarda i consigli principali sono tenere gli animali di affezione e di allevamento in aree protette soprattutto di notte, quindi il cagnolino che scorazza per il giardino piuttosto che il gregge di pecore che se ne sta tranquillamente in mezzo a un prato sarebbero da evitare. E gli animali, in particolare quelli di allevamento, di notte vanno stabulati. Se non possono essere stabulati perché non c'è lo spazio, è importante usare delle recinzioni ad hoc, che possono comunque essere recinzioni immobili come li usano in montagna normalmente, anche elettrificate, sono particolarmente efficaci, non richiedono questioni particolari in termini autorizzativi. Un altro aspetto importante per chi ha l'allevamento, in particolare di ovini e caprini, dotarsi di cani da guardiania che sono adeguati allo scopo. Ovviamente questo è quello che si fa normalmente in montagna, si fa anche qua, insomma. Non vi sono agevolazioni in caso? No, da questo punto di vista al momento non credo. Chiaro che nel momento in cui, come dicevo prima, dovesse esserci una presenza consolidata, la cosa andrà affrontata anche sotto questo punto di vista. Un tasto dolente, vi aspettate eventualmente un po' di risposte, anche critiche nei confronti magari appunto di associazioni di categoria, di allevatori e di agricoltori, nei casi nei quali dovessero ovviamente subentrare determinati problemi? No, non credo, perché poi alla fine, come dicevo prima, nel momento in cui tu hai un allevamento di animali e te lo metti in condizioni di poterlo tenere al sicuro, soprattutto di notte, le cose dovrebbero filare abbastanza bene. In montagna le cose sono un po' differenti, perché come si sa anche con i bovini, cioè in estate in particolare, in alpeggio, gli animali sono liberi, sono in mezzo tra boschi, prati eccetera, quindi lì è chiaro che la predazione è molto più facile. Si copierà un po' magari anche dal Trentino con gli orsi, quindi una sorta di monitoraggio anche aperto alla cittadinanza per vedere le possibili aree nel quale si può trovare un lupo. Parlo anche di collaborazioni con l'università.
Sì, beh, sicuramente. Allora, come ho già precisato prima, sarà molto difficile per un cittadino, diciamo così, vedere un lupo di giorno, essendo animali notturni che si spostano di notte. Certamente l'appello a tutta la cittadinanza è quello di fare le segnalazioni, farle all'ente parco, in modo che sia comunque un contributo rispetto alle attività di monitoraggio e di transetti che già vengono svolte. E ecco, sì, potrebbe anche essere interessante coinvolgere l'università nell'ambito, diciamo, di un monitoraggio mediante, ad esempio, anche l'applicazione di un radiocollare. Adesso è molto difficile rispetto, perché prevede anche la cattura, diciamo così, di un esemplare, però ecco, per individuare la specie, gli spostamenti, diciamo così, o comunque insomma monitorare il fenomeno, potrebbe essere anche interessante, diciamo così, aprire a una collaborazione con il mondo scientifico per lo studio di questa specie nel nostro territorio. E però penso che siano delle attività che sono più proiettate nel futuro, anche perché effettivamente bisognerà vedere se questa specie, se il lupo rimane nel nostro territorio, o, come si è già verificato nel 2021, è una specie, diciamo così, di passaggio, e quindi insomma si sposta anche in altri luoghi. Insomma, sono animali che fanno anche 40 km in un giorno, per cui può essere, insomma, che, come è avvenuto nel 2021, questi si possono anche spostare e magari non riscontrare più il fenomeno per altri anni, insomma, come è già accaduto in passato. Per molti turisti, soprattutto appassionati sportivi che quotidianamente frequentano i colli, un consiglio, e nel caso è difficile, però se veramente qualcuno dovesse trovarsi di fronte ad un lupo, cosa fare? Semplicemente se ne deve andare via in maniera molto tranquilla, e tenendo presente che se il lupo riesce a vederti prima, sicuramente non riesci neanche a vederlo, quindi non mi farei più di tanti problemi. Noi cercheremo di tenerli fondamentalmente monitorati. Poi è chiaro che questa è una fase di espansione a livello nazionale, non solo qui, c'è anche in altri paesi europei. So che la Svizzera ha messo in atto addirittura delle misure particolarmente cruente, per quello che ho potuto leggere, però sempre in termini non di distruzione, ma di contenimento. Adesso come adesso questa non è un'esigenza che sicuramente abbiamo qui, e sicuramente da questo punto di vista ci saranno delle decisioni che vengono prese a livello nazionale e poi evidentemente saranno applicate anche qua se il lupo c'è. Anche perché, solo prima di concludere, stiamo parlando di una specie protetta, anche perché tecnicamente a livello scientifico ha una piccola percentuale comunque di identificazione in via di estinzione, una sottospecie in particolare. Ecco, diciamo che la via di estinzione probabilmente la sta perdendo, nel senso che sta cominciando ad avere una certa presenza, direi in alcune zone anche piuttosto abbondante. La caratteristica del lupo è che quando un gruppo occupa un territorio non c'è spazio per un altro gruppo, e quindi c'è sempre questa necessità di andare a colonizzare nuovi territori. Come dicevo, con tutte le riserve del caso, ovviamente la specie lupo non rappresenta un problema per la specie umana. Teniamo quindi anche a sottolineare per tutti magari i telespettatori che ci seguono, non allarmismo, soprattutto per tanti turisti che magari vorranno venire qui ancora a visitare i colli, ecco. No, come lo ripeto, diciamo così, ho sentito anche nei vari commenti che si sono scatenati in questi ultimi giorni nei social: non potrò più andare, diciamo così, a fare una passeggiata con il cane a guinzaglio, non potrò più andare a fare una passeggiata sui colli. No, cioè assolutamente non cambierà nulla, ovviamente, per quanto riguarda, diciamo così, la normale frequentazione, perché, ripeto, di giorno, diciamo così, è molto difficile, ripeto, è una specie molto diffidente che tende, diciamo così, a nascondersi, a scappare.